Riparte il campionato anche per Meta Catania e Global Work Capurso, pronte a sfidarsi nella 16ª giornata di Serie A Quinto. Buon pomeriggio e benvenuti al Pala Catania da Davide Menolascina, squadre che hanno appena fatto il loro ingresso in campo. Riparte la Serie A, già iniziata ieri la 16ª giornata con l'anticipo tra Napoli e Sporting Sala Consilina. Oggi Meta Catania e Capurso aprono ufficialmente il ricco programma di questo martedì 10 febbraio. Andiamo a vedere quelle che sono le formazioni in campo in questo match. Partiamo dai padroni di casa della Meta Catania, in campo con Pedro Sichera, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Gianluca Albertico, Bocao, Turmena, Sacon, Carmelo e Mario Musumeci con Joao Tim a disposizione di Warra. Capurso invece con Lisco, Pires, Garofalo, Ike, Dammacco, Perri, Lamas, Primavera, Gianattasio, Pedrigno, Grandinetti e Cuscito. Francesco Chiaffarato in panchina per la formazione pugliese, che deve rinunciare a Giuseppe Micoli tra i pali in questa sfida al Pala Catania. Squalificato per un turno il portiere del Capurso al termine proprio del girone di andata. Adesso dunque tocca a Cristian Lisco difendere i pali in questo primo match del girone di ritorno che arriva dopo la pausa per l'Europeo vinto dalla Spagna proprio sabato scorso, europeo a cui hanno preso parte anche alcuni dei giocatori che vedremo in campo in questo pomeriggio. Squadre che hanno avuto la possibilità di lavorare in tranquillità con i giocatori rimasti ovviamente in gruppo. Abbiamo già la Meta Catania pronta, schierata nella metà campo alla sinistra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo. Musumeci, Turmina, Pulvirenti e Bocao a comporre il quartetto di movimento. Proprio Giovanni Pulvirenti, uno dei giocatori che ha preso parte all'Europeo con la maglia dell'Italia, in campo subito dal primo minuto. E quindi completo bianco per la Meta. Inizia ufficialmente la partita con Turmena che gioca il primo pallone. Musumeci lo gestisce sulla sinistra, palla in avanti ancora a cercare Pulvirenti, Bocao e Turmena. Turmena parte dalla destra puntando Pedro Guedes. Conclusione di Turmena, si sblocca dopo 14 secondi la partita. Luis Turmena fa 1-0 per la Meta. Andiamo a rivedere la giocata di Turmena, solito lavoro con il mancino, botta centrale sotto la traversa, 1-0 per la Meta. Non poteva iniziare meglio la sfida per la formazione siciliana. Primo possesso di fatto per il Capurso adesso con Lamas fermato. Attenzione a Lamas che prova subito a rispondere, trova la respinta ancora da parte di Turmena. Lamas va direttamente verso la porta, non sarebbe stato gol ovviamente in caso di pallone in rete senza almeno un tocco da parte di compagni avversari. Il possesso però c'era la Meta. Palla ancora verso l'area di rigore. Musumeci vuole andare sul destro, calcia e porta, trova Lamas sulla linea a respingere quello che sarebbe stato il pallone del 2-0. Il replay fornito dalla nostra regia con il tiro di Carmelo Musumeci respinto in calcio d'angolo, battuto subito. Conclusione ancora di Turmena, respinge Gonza Pires. Turmena verso Musumeci che cerca un varco, Pires ci mette un piede, prova anche a ripartire, commette fallo l'argentino.
Punizione già battuta da Musumeci, attacca Pulvirenti dalla sinistra. Turmena, Boccao. Musumeci protegge il pallone, prova ad andare sull'esterno. Pulvirenti, Turmena fermato. Non riesce a ripartire Grandinetti, Pires che allontana, rimessa laterale. Pedro Siqueira, palla per Turmena, può ancora calciare, va sul destro e trova il varco. Ancora Turmena, 1 minuto e mezzo, già 2 gol per lui, già 2 gol per la Meta che inizia alla grande questa partita. Si riparte con il doppio vantaggio dunque per i padroni di casa. Pedrinho controlla il pallone, viene fermato, possesso nuovamente per la Meta. Rimessa laterale per il Capurso adesso. Palla ancora verso Grandinetti, in avanti a cercare Ike Ribeiro, chiede movimento ai compagni, cerca la conclusione, ribattuta da Boccao, ancora Ike, palla in profondità a cercare la corsa di Musumeci che alza il pallone, palo interno. Riparte il Capurso con Grandinetti, vuole andare sul destro, murato da Pulvirenti. Ci prova poi Pires, palla fuori. Parte la Meta, primi cambi ovviamente da una parte e dall'altra dopo poco più di 2 minuti trascorsi. Pallone per Podda. Sacon. Palla scaricata sulla sinistra, si torna poi da Podda. Anche lui reduce dall'esperienza con la maglia dell'Italia in Slovenia. Grandinetti cerca di fermare Gianluca, rimessa laterale, affidata ancora un po' dalla destra, già battuta. Cerca spazio Albertico, l'ultimo arrivato in ordine cronologico in casa Meta con questa operazione di mercato chiusa nelle ultime settimane da parte della società rossoblù, uno dei giocatori più promettenti del panorama spagnolo, classe 2004. Pires verso Grandinetti, palla respinta. Ancora Pires sul pallone. Lamas. Fermato, vediamo di chi è l'ultimo tocco. La rimessa ancora del Capurso che cerca il pallone in profondità, colpo di testa a cercare Albertico, subito fiducia da parte di Guarra, prova la giocata e guadagna calcio di punizione. 2:43 trascorsi qui al Pala Catania, doppietta di Turmena per inizio super da parte della Meta. Podda cerca il pallone verso Sacco, può puntare la porta, gran parata di Lisco. Andiamo a rivederlo ancora. Il destro di Sacon di prima intenzione
Ottima la circolazione di palla per la meta che aveva mandato a calciare il numero 20, angolo già battuto, palla depositata sul fondo. Lamas va a cercare Ike, palla riconsegnata agli avversari, rimessa laterale per Podda. Ancora Podda, carica il sinistro e arriva anche il 3-0 della meta. 3:12 sul cronometro, 3 marcatori, ci finisce anche Michele Podda. Inizio davvero perfetto della meta in questo match. Ike gestisce il pallone, va indietro da Perry. Garofalo 1-2, gran giocata con Gianattasio che va verso Ike, palo da parte di Ike. Ci ha provato a rispondere anche il Capurso a centimetri dal gol del 3-1. Questo invece è ancora il gol di Podda che ci ripropone la regia. Pedro Siqueira allarga per Podda che ha tanto spazio ancora sulla destra. Podda dentro l'area di rigore, sa con lotta e porta via il pallone Garofalo. Contatto falloso da parte di Albertico. Calcio di punizione anche per il Capurso. Primo fallo commesso dai padroni di casa, quota 2 invece gli ospiti, come potete vedere anche dalla grafica nel nostro tabellino. Chiaffarato prima di questo calcio di punizione ferma il match, chiama time out per fermare un attimo la gara che ha visto i suoi andare sotto di 3 reti dopo praticamente 3 minuti. Doppietta di Turmine e Podda fino a questo momento per il tabellino della partita. Meta Catania che cerca il successo numero 11 in campionato, arrivava a questa sfida con 32 punti in 14 gare, 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in un ottimo girone di andata. 61 gol fatti, il secondo miglior attacco della Serie A per la formazione siciliana. Capurso invece ha chiuso benissimo il girone di andata con 8 punti nelle ultime 4 partite, 16 punti in totale per la formazione di Chiaffarato che si presenta a questo turno con il 10° posto che varrebbe la permanenza diretta in Serie A. Obiettivo ovviamente dichiarato da parte del club pugliese alla stagione d'esordio in massima serie. Si torna in campo nel frattempo dopo il time out concesso appunto alla panchina pugliese e riparte Perry che cerca il pallone in avanti. Turmena, Pulvirenti passa sulla sinistra con Musumeci che cerca un varco. Ancora Musumeci trattenuto da parte di Gianattasio. Calcio di punizione, fallo numero 3 per il Capurso che ha commessi 3 in 5 minuti effettivi. Ce ne sono ancora 15 e 4 secondi da giocare, dunque questo è un altro fattore considerando sia le qualità nell'1 contro 1 da parte dei giocatori della meta, sia proprio una semplice gestione del primo tempo. Soltanto due falli da spendere. Punizione con Musumeci sul pallone. Calcia verso la porta, respinge Lisco, la palla rimane lì, ancora Lisco. Doppio intervento, Primavera e Garofalo si sono guardati, nessuno dei due poi è andato sul pallone pensando ci andasse il compagno. Pere adesso allontana, Primavera prova a ripartire, vince anche il rimpallo, perde però l'equilibrio. Bocaglia la calcia addosso e porta a casa la rimessa laterale.
farle un po' più stretto. Turmena verso Musumeci, ecco Pulvirenti in possesso, ancora Musumeci, cerca il pallone Lugolini a tocco di Perri, rimessa laterale sempre per la meta con Bocao che già chiama la giocata prima di andare a recuperare il pallone per permettere ai compagni di disporsi in campo e non andare oltre 4 secondi a sua disposizione. Bocao tocca per Musumeci, si va da Turmena sulla destra, stessa posizione da cui ha trovato l'1-0, ancora Turmena, ci riprova, stavolta è bravissimo Lisco, ancora una volta Luis Turmena scatenato, palla alzata per il destro di Musumeci, che gol anche del capitano, arriva il 4-0 della Meta Catania dopo meno di 6 minuti e già poker per i padroni di casa. Si riparte dunque con la Meta che allunga ancora nel punteggio. Messa laterale battuta, Garofalo cerca Primavera, ancora Garofalo, prova a metterla dentro tra le mani di Pedro Siqueira. Questo invece il gol di Musumeci, cercato questa palla scavalcare il muro difensivo del Capurso, destro, perfetto al volo, 4-0. Turmena 1 contro 1, ancora con Garofalo, stavolta va sul destro il capitano del Capurso che tra l'altro oggi compie 39 anni, concede calcio d'angolo. Turmena va a cercare, credo Musumeci, c'è stato un tocco di Giannattasio. Musumeci per il sinistro dalla distanza di Turmena, palla respinta. Pedro Siqueira ci prova anche lui, parata di Lisco, palla in fallo laterale e un'altra arma a disposizione di Umarra, questa di Pedro Siqueira come portiere di movimento. Anticipo intanto di Perri su Pulvirenti, poi Garofalo può attaccare centralmente, ancora Garofalo, porta palla, se la porta sul destro, calcia verso la porta, respinge con la schiena Luis Turmena. Fallo laterale per il Capurso, la cui migliore chance della partita è stata quella con il palo colpito da Ike Ribeiro. Fallo laterale per i pugliesi, palla a cercare il secondo palo, Primavera però era tagliato fuori, Garofalo non aveva il tempo di arrivare sul pallone, quindi rimessa il portiere per Siqueira, già battuta. Turmena, Musumeci alza il pallone, Perri con la testa dalle parti di Garofalo, bella giocata, palla però poi troppo lunga, allora Bocao indietro da Pedro Siqueira in avanti. Perri lotta con Pulvirenti, riesce a fermarlo, poi Primavera pressato da Turmena, ancora pressione forte da parte del numero 17, Primavera è costretto ad allontanare, a concedere, rimessa laterale in zona offensiva. Pulvirenti allontana Primavera, poi Garofalo in possesso, fermato da Pulvirenti, all'ultimo tocco è stato del capitano del Capurso, segnala Bottini della sezione di Roma 1 che dirige con Giaquinto di Ostialido, il cronometrista invece Pagano di Catania. Podda in avanti a cercare Capitan Carmelo Musumeci, Grandinetti cerca Garofalo che sfida l'1 contro 1 Podda che riesce a tenere botta, poi Sacone e Pulvirenti perfezionano il possesso, ancora Pulvirenti, Sacone, Pulvirenti,
ancora Giovanni Pulvirenti. Musumeci. Podda. Musumeci si riparte da Pulvirenti sulla sinistra. 8 minuti trascorsi nel frattempo, già 4-0 per la meta. Garofalo recupera il pallone, attacca centralmente, invita sulla sinistra Giannattasio, che non può però arrivare su questo pallone. Tornano in campo Gianluca e Albertico per la meta Catania, mentre Pedro Siqueira effettua questo rinvio. Podda. Gianluca scambia con Podda, pressato da Lamas. Pires di prima, Pedrinho, parata da parte di Pedro Siqueira, rimessa laterale per il Capurso. Lamas dentro a cercare Pedrinho, che col piatto sfiora il 4-1. Rinvio di Pedro Siqueira in profondità, pesca Albertico, pressione di Grandinetti, rimpallo vinto dallo spagnolo, poi Grandinetti la fa carambolare addosso. Numero 8 della meta vorrebbe il corner, rimessa dal fondo, già battuta invece da Cristian Lisco. Pires in profondità, palla recuperata da Sacon, c'è spazio per Podda, ancora Podda, non si fa saltare stavolta Grandinetti. Rimane però in avanti la meta. Ci avviciniamo a metà del primo tempo. Podda indietro. Ancora una volta chiamato ad avanzare Pedro Siqueira. La palla è verso Podda sulla destra. Chiuso da Pedro Guedes. Si riparte. Si può andare nuovamente dal portiere, ovviamente, essendoci stato il tocco da parte della difesa. E allora Pedro Siqueira avanza ancora verso la metà campo offensiva con l'esterno da Podda. Albertico ci prova, la palla però è alta. Inizio però vivace da parte del classe 2004, dicevo uno dei prospetti più interessanti del futsal spagnolo, alcune convocazioni già con le nazionali under 17 e under 19, e quindi ha puntato su questo ragazzo in prospettiva anche la società di casa. Operazione in uscita invece è stata quella di Leo Brunelli. Pedrinho intanto, Pires deve tornare praticamente nella sua area di rigore. Grandinetti in avanti direttamente sul fondo. Podda. Lisco tocca, poi Grandinetti rischia di perdere il possesso. Ancora Pedro Siqueira che avanza col pallone, lui entra nella metà campo offensiva, la partita invece entra nella seconda parte del primo tempo. Che botta da parte di Pedro Siqueira sotto l'incrocio, 5-0, ci mette anche lui la firma. Un grandissimo gol da parte del numero 28, lo conosciamo bene, ha fatto una super giocata. Grandinetti. Grandinetti per Lamas, in avanti a cercare Gonza Pires, non ci può arrivare, ovviamente passivo che si sta allargando sempre di più, quindi anche nel Capurso adesso qualche giocata in meno potrebbe riuscire, proprio per una questione prettamente psicologica legata a questo 5-0 incassato adesso. Anche se ci sono ancora 29 minuti effettivi da giocare. Lisco servito, va in avanti, colpo di testa da allontanare da parte di Gianluca. Pedrinho.
prova a passare sulla sinistra, gran giocata, destro deviato. Capurso che comunque in avanti si è anche proposto, citavo il palo di Ike sul punteggio di 3-0, ma anche in altre situazioni come questa, formazione di Chiaffarato è arrivata al tiro. Dall'altra parte sicuramente una meta molto più cinica, molto più cattiva e determinata da aprire alla grande questo girone di ritorno, in cui vuole prendersi il primo posto, che darebbe ovviamente il fattore campo poi nelle gare dei playoff. 8:50 intanto a giocare nel primo tempo. Podda, Pedro Siqueira in profondità, Grandinetti con una bella giocata per liberarsi di Albertico, poi indietro il pallone per Lisco, scarica per vie centrali, Pires con l'esterno, Pedrinho alza il pallonetto, traversa. Secondo legno per il Capurso, che non è nemmeno fortunato, va detto, perché conclusioni di Ike e Pedrinho erano arrivate praticamente a Pedro Siqueira battuto. Sono stati i legni però a negare la gioia del gol fino a questo momento la formazione pugliese, che adesso riconquista il possesso della palla. Palla in profondità a cercare Lamas, Turmena, Musumeci, tocco di Lamas, ma ultimo tocco proprio di Musumeci, e quindi possesso che torna al Capurso. 8:02 da giocare. Palla che filtra verso Pires, che cerca il mancino, palla larga rispetto alla porta occupata in questo primo tempo da Pedro Siqueira. Parte ancora Turmena, Musumeci rimane in piedi dopo il contrasto, poi Pires sulla destra, Lamas prova a metterla dentro, rimpallo, e poi Pedro Siqueira se la ritrova sotto di sé, può attaccare nuovamente da sinistra, stavolta Mario Musumeci saggiamente però si ferma e preferisce ricominciare insieme a Turmena. Musumeci ancora una volta bravo a restare in piedi, ancora Musumeci, Turmena cerca un varco, vuole andare nuovamente sul sinistro, Pires non glielo concede, scivolata e palla in fallo laterale. Torna in campo anche Ike proprio per Pedro Guedes. Turmena, 7 minuti all'intervallo, Musumeci, Luis Turmena, Silvestri, Musumeci in avanti, Mario Musumeci va a cercare proprio il numero 5, può provare a ripartire Grandinetti, con l'esterno il pallone per Gianattasio. Grandinetti ancora, Lamas, Grandinetti per Ike in profondità, si mette a protezione del pallone. Nuovamente Lamas in possesso come giocatore più arretrato in questo momento del Capurso, non può rischiare dunque un 1 contro 1, trova un corridoio per andare da Ike, vorrebbe la palla di ritorno, Ike finisce per terra, prova a proteggere il pallone, ci mette un piede anche Gianattasio, poi Ike col sinistro, parata di Pedro Siqueira, Turmena l'alza e Musumeci con la testa la mette fuori. Fallo laterale per il Capurso. Lamas verso Grandinetti, palla in profondità, ancora Ike cerca di andare in possesso del pallone, non ci riesce, allora Pedro Siqueira si autolancia, entra nella metà campo offensiva, Musumeci, Turmena, 1 contro 1 con Lamas,
Sta arrivando Musumeci, Turmena tiene ancora il pallone, lo gira poi a sinistra, Silvestri in avanti, anticipo però da parte di Grandinetti che vuole provare a ripartire un po' chiuso e alla fine la palla scivola via in fallo laterale. Silvestri verso Turmena, Musumeci, Pedro Siqueira cerca nuovamente il capitano che prova con la testa a tenerla in gioco. Già Quinto però è a 2 passi e segnala la rimessa laterale in favore degli ospiti. Ike riceve, Perry cerca la porta, lui che queste giocate ci ha abituato a farle nel corso degli anni. Aveva probabilmente visto per un attimo fuori dei pali Pedro Siqueira, non è riuscito però a colpire lo specchio. Mario Musumeci, limite dell'area di rigore, bravo a rialzarsi anche dopo il contatto con Perry. L'ultimo tocco però prima del fallo laterale è appunto del 74, dunque rimessa Capurso, si allarga anche Lisco per dare una linea di passaggio in più a Perry che con l'esterno trova però bene Ike. Garofalo, Giannattasio, deviazione, Mario Musumeci chiedeva un tocco da parte proprio di Giannattasio che non c'è stato. Allora Perry, Giannattasio, Ike, Giannattasio, tra le linee a cercare Ike, Turmena entra in possesso, tocca Ike Ribeiro, rimessa laterale per Turmena, palla calciata in avanti a cercare Mario Musumeci, Garofalo per Ike, ancora a contrasto con Turmena, Perry, Giannattasio, ancora Perry di prima verso Garofalo, trova la deviazione di Turmena, rimessa laterale Capurso, Grandinetti per il rimpallo, stavolta la rimessa è sicuramente di Mario Musumeci e della metà. Carmelo Musumeci da sinistra, si accentra, alza i giri del motore, Silvestri cerca la porta e la trova. 6-0 Meta Catania al 15° del primo tempo. Questo è il replay del gol. Calcio d'inizio battuto troppo rapidamente da Ike, bisogna attendere il via degli arbitri. Era stato Albertico in realtà a superare la linea di metà campo. Lisco al rinvio, Podda, 1 contro 1 con Garofalo che non vuole mandarlo sul sinistro. Podda lo cerca comunque, traversa e poi palla allontanata. Ancora una volta giocata simile a quella di Turmena, entrambi i giocatori ovviamente hanno un gran mancino. Conclusione, poi è provato di testa a arrivarci Gianluca senza successo. 3:40 da giocare. Sacon, Podda, Sacon, pallone nuovamente gestito da Podda, Pedro Siqueira in avanti, trova Gianluca, Albertico a contrasto con Giannattasio, rimessa laterale. Sacon sulla sinistra, palla in avanti, Albertico la protegge, Gianluca, taglio centrale di Sacon che può andare sul sinistro, finisce per terra, calcio Albertico, respinge Lisco. Ancora in avanti però la Meta.
Dall'alzata per cercare il destro di Gianluca, che colpisce però quando ormai la palla ha varcato la linea laterale. E quindi possesso nuovamente per il Capurso, 3 minuti e 5 secondi da giocare prima dell'intervallo, parziale abbastanza netto dopo questa prima parte di gara. Doppietta di Turmina ad aprire le danze, poi Podda, Musumeci, Pedro Sichera e Silvestri. Liscova invece al rinvio. Giannatasio anticipato. Podda, bella la finta, ancora Podda con il destro a cercare il secondo palo, respinge la difesa. Pedro Siqueira allora si porta il pallone nella metacampo offensiva. Sacon atterrato da Giannattasio, che commette quarto fallo e si prende anche il primo giallo del match con 2:46 da giocare. Punizione da zona interessante per la meta. Turmina sulla palla, è arrivato anche Bocao, lì vicino Sacon. Vediamo, ci sono davvero tante opzioni, senza dimenticare il mancino di Podda. Alla fine va Turmena, cerca la porta, colpisce Lisco. Pedro Sichera allora smista il pallone sulla sinistra verso Sacon, palla sulla linea di fondo. Turmena ancora, vola ancora Lisco, ancora possesso meta. Non riesce a trovare i compagni in profondità però Pedro Sichera, dunque la rimessa è dal fondo per il Capurso. Questa la parata di poco fa, ancora una botta da parte di Turmena, parata di Cristian Lisco. Podda, Albertico, ancora il numero 8 spagnolo, poi Sacon, Gianluca, ancora Albertico. Iniziano gli ultimi 2 minuti del primo tempo. Albertico va sul sinistro, ancora Cristian Lisco a parare. Podda alla battuta del calcio d'angolo, palla fuori per il testo di Albertico sulla schiena, anzi sulla nuca di Grandinetti, che chiede di fermare il gioco per questa botta alla testa, un po' stordito dall'impatto Guido Grandinetti. Necessario dunque il cambio, fuori lui e Giannattasio per questi ultimi 1:51 da giocare. Dentro Lamas e Pires, i due migliori marcatori del Capurso fino a questo momento in stagione. 16 gol per Nicolas Lamas, capocannoniere della Serie A, 12 invece quelli di Pires, gli stessi di Draoschi per la meta. Mentre la palla deve essere scodellata in quanto il gioco è stato interrotto con Grandinetti che aveva chiesto di verificare le sue condizioni, quindi palla semplicemente scodellata e già rimesso in gioco dalla meta. Podda sulla corsia di destra, Pires di testa che allontana, rimpallo che favorisce Pedrinho, arriva Pires a dare una mano, rimpallo poi perso però da Pedrinho, rimessa laterale per la meta Catania affidata a Michele Podda. Pedro Sichera gestisce il pallone sulla sinistra, Gianluca, anticipo di Lamas su Podda, fallo laterale meta, 1:24 da giocare nel corso del primo tempo. Bocao, Podda fa sfilare verso Gianluca,
Pedro Siqueira. Albertico tocca la palla alle sue spalle Lamas, infatti viene concesso fallo laterale, intervento pulito da parte del numero 12 del Capurso, anche lui in questa pausa coinvolto con la nazionale, quella dell'Uruguay, nella Coppa America. Turmena. Cerca di andare nuovamente sul sinistro. Pulvirenti, Bocao, Turmena. Palla in avanti a cercare la corsa di Giovanni Pulvirenti, anticipo di Lamas e poi contatto proprio su Pulvirenti, si continua a giocare, possibilità di contropiede per il Capurso. Primo pallone del match anche per Vito Dammacco in area di rigore da Pedrinho. Prova a passare, Turmena concede calcio d'angolo. 35 secondi ancora sul cronometro di questo primo tempo. Lamas punta Turmena, vuole andare sul sinistro, palla deviata, ancora calcio d'angolo. Lamas, palla intercettata da Turmena che prova a ripartire, c'è anche il rimpallo su Pires con l'esterno da Pulvirenti, destro, bella parata ancora di Lisco, poi Mario Musumeci fermato dalla scivolata di Pires. Panchina del Capurso che con il giusto atteggiamento incoraggia i 5 adesso in campo. Bel intervento da parte di Lisco. Bocao la gira per Pulvirenti, ancora 10 secondi e poi si andrà a riposo. Mario Musumeci cerca un varco, fermato da Lamas, calcio d'angolo per la meta che ha ancora dei secondi a disposizione. Bocao alza la palla per il tiro da parte ancora di Turmena, giornata speciale per lui e 7-0 l'esultanza anche con Wesley Bocao. Anche con il destro. Credo ci sia soltanto il tempo di rimettere il pallone in gioco e poi si andrà all'intervallo. Ci risentiamo tra 10 minuti circa per il racconto della ripresa, sempre qui in diretta.
Quasi tutto pronto per il secondo tempo di Meta Catania Capurso. Siamo ancora all'intervallo della sfida della 16ª giornata di Serie A, quinto match che ha visto andare sul netto vantaggio la Meta dopo i primi 20 minuti effettivi di gara. Tripletta di Turmena che ha aperto il match con una doppietta in giro di minuto e mezzo, e poi ha realizzato anche la settima rete a praticamente un secondo dal suono della sirena che ha mandato le squadre all'intervallo. Poi anche Pod, Musumeci, Sichele e Silvestri tra i marcatori di una partita che ha visto la Meta prendere praticamente dall'inizio il pallino del gioco in mano. Capurso che ha avuto in realtà anche qualche occasione per provare a far male a Pedro Siqueira, due i legni colpiti con il palo di Iche e la traversa di Pedrigno. Punteggio che vede però nettamente avanti la Meta Catania in questa 16ª giornata che, dicevo, ha riaperto il cammino della Serie A che si era fermata per circa un mese per l'Europeo che si è disputato in Lettonia, Lituania e Slovenia. Ha visto il ritorno sul tetto d'Europa della Spagna, ha visto anche l'Italia uscire proprio contro la Spagna ai quarti di finale e che adesso è pronta a partita che è pronta a ripartire. Vediamo subito la variante tattica con Pires portiere di movimento, e quindi se la gioca così Chiaffarato in questa seconda frazione. Iche, Pedrigno, Perri, Lamas, Pires appunto come quintetto di partenza di questa ripresa. Subito pressione però da parte della Meta, buon pallone di Perri verso Pires, in avanti a cercare Pedrigno, scivolata di Joao Tim che difende la porta della Meta in questo secondo tempo. Musumeci, Alertico, Bocao e Pod invece gli altri giocatori scelti da Warra per iniziare questa seconda frazione. Attenzione perché la porta è vuota, Albertico cerca la conclusione, c'è una deviazione, la palla si stampa sul palo. Ad un passo dal primo gol con la maglia della Meta il giocatore spagnolo, subito una chance. Questa è la traiettoria finale del pallone. Riparte Perri, palla in area di rigore, arriva la conclusione di Lamas che non inquadra lo specchio. Rinvio dal fondo per Tim, soluzione tattica di Chiaffarato anche per provare a tenere maggiormente il possesso di palla, per provare a crearsi delle occasioni. Iche sulla destra, cerca spazio, ancora Iche verso la porta, Tim para, vuole anche ripartire, buono l'appoggio per Bocao, Podda con l'esterno verso Albertico, conclusione respinta da Lisco. Portiere di movimento utilizzato tanto nella gara di andata da Chiaffarato, gara di andata che aveva visto imporsi la Meta con il punteggio di 4-3. Corner battuto, Musumeci non aggancia, rimessa laterale, Pires allora può entrare nuovamente come quinto di movimento. Lamas verso Perri, ancora Perri, si prende il corridoio centrale, poi non riesce ad andare da Pedrigno. Messa battuta, Podda scambia con Bocao, Pedrigno intercetta nel cerchio di centrocampo, palla poi verso Iche, Perri in avanti verso Iche, palla sul fondo, rinvio per Tim, un minuto e mezzo andato via. Pod a contrasto con Pedrigno, c'è rimessa per il Capurso, come dicevo 3-4 il risultato della gara di andata. Capurso che è stato vicino anche a riaprirla sul 4-1, utilizzata la carta del portiere di movimento da Chiaffarato fino al 4-3 finale. Gara che aveva sancito l'esordio storico del Capurso in Serie A scorso 26 settembre. Team intanto, Bocao
Ancora Bocao verso Podda sulla destra. Bocao. Podda. Lancia in avanti. Musumeci cerca forse la sponda per Bocao. La palla scappa via. Allora Pedrinho in profondità. Cercare Lamas. Esce con coraggio Tim. Riesce a fermarlo. Poi Lamas vuole battere subito. Giallo per Albertico che era troppo vicino al punto di battuta. Rimessa laterale nuovamente per il Capurso. Punizione di seconda per il giallo ricevuto dal numero 8. Ike vorrebbe il pallone, Lamas invece sceglie di andare da Perry. Pressione proprio di Albertico su Perry. Gran palla ancora di Perry per Pires. Ike di prima verso il secondo palo dove c'era Pedrinho. Respinge la difesa. Ancora Ike Ribeiro sul punto di battuta. Perry vuole andare a calciare. Buona palla per Pedrinho con il piatto verso l'area di rigore. Ike non riesce a correggere in porta e poi commette fallo. Attenzione perché la punizione è stata già battuta. Sfiora l'8-0 la meta. Lisco rimette la palla in gioco, un po' incerto sul da farsi con la pressione avversaria che arrivava. Ha scelto di restare tra i pali. Lamas prova a scappare sulla sinistra. Musumeci mette in fallo laterale. Lamas. Perry. Se la porta avanti, calcia verso la porta, respinge la difesa della meta. Pulvirenti prova a calciare in precario equilibrio. Ancora possesso per il Capurso. Lamas. Perry. Grandinetti. Dietro nuovamente da Perry. Pires. Allarga sulla sinistra. Grandinetti. Gran giocata del Capurso. Pedrinho a memoria. Non c'è nessuno però pronto a calciare in area di rigore. E la palla viene allontanata nuovamente in fallo laterale. 3:45 trascorsi. Lamas alza la palla, Pulvirenti l'allontana direttamente tra le mani di mister Chiaffarato, che approfitta per dare indicazioni extra ai suoi ragazzi. Lamas. Perry per Lamas, spazio centralmente, cerca la porta, tiro respinto, Turmena ci riprova con il destro e sfiora l'8º gol di giornata. Gran conclusione di Luis Turmena. Lamas pressato, palla recuperata però da Pedrinho, indietro da Perry che attende l'ingresso nuovamente di Pires come portiere di movimento. Eccolo l'argentino, ancora Pires per Perry, finta il destro, gran palla per Pires che calcia, la manda al lato. Turmena per Silvestri, Gianluca, attaccato da Grandinetti, Pulvirenti, gran palla di prima per la corsa di Silvestri che guadagna spazio centralmente, viene fermato poi da Pedrinho, prova a ripartire Lamas dall'altra parte, ancora Lamas, guadagna metri, calcia in porta, Tim respinge. Palla tra le mani di Cristian Lisco, già rimessa in gioco, Perry. Tocco di Gianluca, Lamas vuole farla scorrere, arriva poi Turmena a disturbarlo e guadagna, fallo laterale in zona offensiva, 5° minuto che sta per scoccare a Pala Catania.
Turmena va a cercare il destro di Gianluca, palla sul fondo. Lamas la gioca in avanti verso Grandinetti, buono il controllo col petto, vuole mettersela sul destro, guadagna spazio, poi sceglie di ricominciare. Lamas rischia l'1 contro 1 con Gianluca, la mette verso il secondo palo, non trova però Pedrinho a chiudere, ma in faccia per il numero 30 arrivato dal Cosenza nella sessione invernale di mercato a Capurso. Mario Musumeci in avanti, ancora Pedrinho però in possesso dopo il tocco del 74, ancora Pedrinho, Giannattasio, Lamas in avanti, non si intende con Pedrinho che voleva la palla sui piedi e quindi rimessa già battuta da Wesley Bocao. Turmena, Mario Musumeci, pressione di Pedrinho, rimessa sempre per la Meta Catania. Turmena vuole andare nuovamente sul sinistro, viene contenuto in qualche modo, tocco di Giannattasio, sì. Bocao la battuta del corner sinistro di Turmena, palla che si impenna, che non può creare problemi all'Isco in questa situazione. Giannattasio, Lamas, ancora Nicolas Lamas, Giannattasio rischia di perdere il pallone, arriva poi Grandinetti a dargli una mano, tocco di Bocao per via dal fondo, l'Isco vuole accelerare, palla sulla sinistra per Pedrinho, Giannattasio dall'altra parte, la ricezione invece da parte di Lamas. Bella giocata, arriva Tim però in chiusura, fallo laterale per il Capurso. Grandinetti, Pires, Grandinetti la gira per Lamas, bella palla per Giannattasio che però non controlla bene la palla, già rimessa in gioco dall'altra parte. Bocao con la porta del Capurso vuota, Bocao in avanti, l'Isco torna in qualche modo, Mario Musumeci, palla per Albertico, l'Isco riesce a intervenire. Questo è il tiro da parte di Albertico. Tim, colpo di testa di Giannattasio tra le mani di Chiaffarato. Musumeci, Tim in avanti sulla corsa di Musumeci che cerca l'aggancio volante, la palla però termina fuori dal campo. Nuovamente cambio, Pires, l'Isco per Chiaffarato, Lamas in possesso, 12 minuti 39 secondi da giocare. Giannattasio, Lamas, Pedrinho rischia di perdere il pallone, Albertico in avanti a cercare di rubarla Grandinetti, Gonza Pires, Lamas, tra le linee non trova Pires, allora ci prova Tim direttamente dalla sua area di rigore, palla un pelo alta. Deve tornare in campo l'Isco per il rinvio dal fondo. Lamas da Giannattasio, ancora Lamas, bella palla con l'esterno per Pedrinho, fermato però da Musumeci, 2 contro 2, ci prova Mario Musumeci, la palla rimane lì, Albertico fuori. Ovviamente l'utilizzo del quinto di movimento da parte di Chiaffarato espone poi il Capurso a questi pericoli quando perde il possesso della palla.
Adesso c'è un cambio con Giannattasio che sta indossando la maglia rossa, mentre Pires lo vedete in avanti dall'altra parte, protegge bene la palla, sinistro, respinto da Tim. Bella difesa del pallone di Pires contro un avversario tutt'altro che semplice da affrontare come Carmelo Musumeci. Angolo per il Capurso. Lamas. Perry verso Lamas. Intercetta per un attimo Musumeci, poi Mario Musumeci si mette all'inseguimento del pallone, contatto con Pires, in arrivo un cartellino che è quello giallo per il numero 7 argentino. 8 minuti e 27. Terzo monito di giornata. Dopo Giannattasio e Albertico. Calcio di punizione per la meta. Bocao sul punto di battuta, solo Ica in barriera, palla per il tocco vincente da parte di Mario Musumeci. Arriva all'8-0 della meta. Rivediamo il calcio di punizione con Bocao che va proprio da Mario Musumeci. Autorete di Lisco per le statistiche. Siamo già nell'altra area di rigore nel frattempo. Attenzione perché la porta è ancora vuota. Pulvirenti fermato da Perry. Lamas prova a tornare da Perry, palla allontanata. Minuti e 16 secondi alla fine del match. Pires per Perry. Palla giocata in avanti verso Ike che non può agganciare la sfera. Podda pronto a rimettere il pallone in gioco, ovviamente questo passivo indirizza in maniera chiara l'esito della partita. Perry in avanti, palla recuperata ancora dalla meta, Pulvirenti verso il secondo palo, Podda fa 9-0, doppietta per lui. Superiorità numerica sfruttata alla perfezione, Pulvirenti generosissimo, Podda preciso. Ancora portiere di movimento però per Chiaffarato. Perry ci prova, Tim allontana mettendo in calcio d'angolo, arriva anche il time out da parte della panchina del Capurso. 10:44 da giocare. Si sta materializzando la sconfitta numero 7 in stagione per il Capurso, la più netta nel passivo sicuramente di questo inizio di stagione. Probabilmente Chiaffarato continuerà ancora con la carta del portiere di movimento per quello che rimane nel match da giocare.
Per quanto riguarda invece la Meta Catania, si avvicina il successo numero 11 in stagione. Guarda, aveva parlato della sosta per l'Europeo come positiva per recuperare energie e sviluppare nuovi temi tattici. Una Meta Catania che si è presentata al gran completo all'appuntamento, anche in virtù di quello che sarà poi un tour de force che vedrà coinvolte le squadre di Serie A, con una serie di turni infrasettimanali in rapida successione per ovviamente recuperare quello che è stato il mese di pausa per l'Europeo. E quindi Warra aveva parlato proprio in maniera positiva di questa sosta, di come aveva lavorato la sua squadra in vista di questi 40 giorni abbastanza impegnativi. Dall'altra parte invece Chiaffarato, intervistato prima della ripresa del campionato, aveva parlato di un Capurso che era arrivato ottimamente alla 15ª giornata. Era un po' un peccato per lui fermarsi, considerando lo stato fisico e anche di forma come risultati dei suoi. Per intanto ci prova dalla distanza, c'è sempre Giannattasio come portiere di movimento. Errore di Pires adesso, Perri rimedia in qualche modo evitando di mandare Pulvirenti in avanti. Dall'altra parte Ike per Pedrinho, calcia in porta, respinge Tim. Pires cerca la conclusione, trova il primo gol di giornata del Capurso. Sono 13 in stagione per Gonza Pires, 9-1 il parziale. Bella conclusione di Pires. Tornano a essere 8 i gol di distanza tra le due squadre. Tim allontana, colpo di testa di Pires tra le mani di Lisco. Ike. Lamas. Ike. Occhiata in avanti a cercare proprio Gonza Pires. Si muove Pedrinho, cercato, allontana il pallone Michele Podda. Rimessa laterale già battuta Lamas. Pedrinho, controllo orientato col petto, ancora in possesso. Pires fa doppietta in meno di un minuto. 9-2 il punteggio. Era finito per terra Tim, non ha avuto il tempo di coordinarsi per la parata. Doppietta dunque per Gonza Pires. Sacon ci prova intanto dall'altro lato, sempre Pires a respingere. Sacon alla battuta del fallo laterale. Podda vuole andare nuovamente sul mancino. Pulvirenti in possesso, Ike dalle sue parti. Pulvirenti si appoggia indietro da Podda. Si torna direttamente da Tim. Ike con la testa. Palla in fallo laterale, 8:41 da giocare. Capurso che con orgoglio ha trovato i primi 2 gol di giornata in una partita complicatissima oggi a Catania contro i campioni d'Italia in carica. C'è fallo laterale per la Meta. Podda sul punto di battuta. Silvestri. Sacon. In avanti Pulvirenti. Grande scarico per Silvestri che cerca ancora lo specchio. Respinge Lisco. Calcio d'angolo per Giovanni Pulvirenti. Conclusione di Silvestri ancora, respinge Pedrinho, prova a ripartire nuovamente Pires, potenziale superiorità per il Capurso.
Lamas però si trova il pallone dietro, non riesce ad affondare, torna il portiere di movimento, sempre Dario Giannattasio in maglia rossa. Lamas cerca un pallone in profondità, non trova però la ricezione da parte di Gonza Pires, rimessa laterale per la meta. 8 minuti e 17, Warra prosegue con la rotazione degli elementi a sua disposizione. Gianluca scambia con Bocao. Ancora Gianluca, allontana il pallone, poi Turmena la sposta. Ancora Pedrinho, cercare di rubare palla, Bocao si tiene il fallo laterale. Palla giocata in avanti. Mario Musumeci ha provato a farla scorrere. Lisco rimette la palla in gioco. Anticipo però la possibilità per la meta di ripartire. Pires ruba l'ennesimo pallone di questa ripresa. Grandinetti va sul sinistro, palla deviata da Turmena, calcio d'angolo. Lamas ancora, Lamas prova ad allargare, perde il possesso del pallone. Mario Musumeci con l'esterno per Turmena, ancora la porta vuota, non riesce a coordinarsi per il tiro. Lamas in qualche modo gliela porta via, riparte Lamas, 3 contro 2 Capurso. Giannattasio per Grandinetti, palo, e poi Giannattasio con la spalla. Grandinetti la tiene in campo, terzo legno del Capurso, e poi Grandinetti con una gran botta. Team calcia verso lo specchio, fuori. Terzo legno di giornata per il Capurso. Grandinetti a botta sicura, colpisce il palo alla destra di Tim. Turmena fermato intanto dalla scivolata di Lamas. 7 minuti e 7 secondi al termine del match. Alle 19 il calcio di inizio di Pomezia Active Network, alle 20:30 invece il resto del programma con Eboli CDM Cosenza Roma, trasmessa anche su Sky, e Mantova e Cositi Genzano. Perri recupera il possesso con l'esterno da Grandinetti. Lamas, Grandinetti, controllo non semplice ma riesce a tenere il pallone, poi Perri. Lamas pressato, fallo laterale, vediamo se arriva il cambio Lisco Giannattasio. Chiede di pazientare Chiaffarato con la meta in pressione alta. Gonza Pires alla battuta. Lisco riceve anche prima di Lamas, palla poi allontanata, riconsegnata alla meta. Quella situazione però era giusto non forzare. Recupera palla il Capurso, Pires va a contrasto ma è l'ultimo a toccare. Rivedo al fondo per Tim, 6:36 da giocare. Musumeci, Gianluca per Turmena, nuovamente Gianluca, recupera il possesso Perri, ancora 3 contro 2 Capurso. Perri cerca la botta forte verso il secondo palo con Pires che si era liberato invece dall'altra parte all'interno dell'area di rigore. Ha cercato un varco per servire Lamas, ci sarà calcio d'angolo. Perri, Pires, ancora Perri, Pires, Juan Perri, Mario Musumeci che prova a portare la pressione. Grandinetti di prima per Pires, si allarga Giannattasio, servito in area di rigore, palla rimorchio per Lamas, allontana la difesa. Mario Musumeci se la porta fuori, c'è ancora però possesso per il Capurso, 6:04 da giocare. Pires cerca la tripletta, non inquadra lo specchio stavolta. Tibri mette in gioco Bocao. Gianluca verso Turmena. Bocao fa sfilare, non c'era però alle sue spalle Musumeci pronto a ricevere.
rimessa laterale praticamente all'altezza della metà campo per il Capurso. Avete già visto Giannattasio tornare nuovamente in campo come quinto di movimento. Piris deve accelerare però la battuta per non rischiare di infrangere i 4 secondi. Buona pressione da parte della meta adesso. Mario Musumeci con la porta vuota cerca il corridoio giusto e trova la 10ª rete di giornata. 5:34 ancora da giocare. Minuto numero 14 e 27. Si riparte con Ike che rimette il pallone in gioco, riceve nuovamente da Perry, torna poi dall'argentino in maglia numero 11, ancora Ike, Giannattasio, Perry la alza, Giannattasio prova col destro, conclusione davvero complicata, calciato anche in maniera discreta l'ex giocatore del Manfredonia senza però riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Sacon gestisce il pallone, è tornato in campo anche Albertico in maglia numero 8, cerca il pallone lungolinea per Pulvirenti, la palla però nella sua traiettoria è andata oltre il rettangolo di gioco e quindi rimessa per il Capurso molto più avanti rispetto a dove poi Perry aveva recuperato il pallone. Ancora Giannattasio, portiere di movimento. Perry, Tim allontana, aveva visto il taglio da parte di Guido Grandinetti, però non è riuscito a entrare in possesso della palla. Rimessa per Giannattasio. Perry in avanti per Giannattasio, cerca la sponda per Grandinetti, palla allontanata, Pulvirenti la tiene in campo, cerca anche un gol che sarebbe stato molto bello, soprattutto perché era difficile impattare il pallone. Una serata in cui abbiamo visto davvero tante giocate belle sotto l'aspetto balistico, Musumeci e Turmena su tutti. Perry intanto, metà catena che tiene ancora pressione altissima, Perry cerca il pallone verso la porta avversaria, termina direttamente sul fondo, 4:33 ancora da giocare. Sacon, Albertico cerca la palla tra le linee, che però torna in possesso, poi Perry, Giannattasio, Grandinetti, palla rimasta in campo, anzi no, ci pensa un attimo Bottini e poi assegna il fallo laterale alla panchina della meta. Parlavo di tour de force poco fa citando le parole di Warra. Queste due squadre torneranno in campo già venerdì. Il Capurso ospiterà al Palapinto di Mola di Bari il Napoli alle ore 20:30, stesso orario anche per la meta che sarà invece ospite dell'Ecocity Genzano nella 17ª giornata. Genzano Meta sarà la gara Sky del prossimo turno. Attenzione intanto all'Amas che trova la risposta da parte di Tim. Giannattasio vuole fermare Albertico prima della conclusione. Rimessa laterale, buon esordio per il numero 8, cui Warra ha concesso anche un buon minutaggio. Grandinetti rimette il pallone in gioco, 3 minuti e 40 circa da giocare. Pedrigno rischia di perdere il pallone, Albertico lo manda verso la porta senza però riuscire a inquadrarla. C'era anche Pulvirenti che accompagnava l'azione. Lamas pressato da Pulvirenti, Pedrigno fermato da Albertico, il possesso rimane però al Capurso. Grandinetti, Ike, Pedrigno e Grandinetti sulla sinistra. Lamas perde il controllo, Pulvirenti cerca la porta e la trova, c'è gioia personale anche per lui.
Giovanni Pulvirenti firma l'11-2 della Meta Catania. Contrasto vinto con Lamas, tiro di prima intenzione con la solita cattiveria agonistica che lo contraddistingue. Ike intanto in area di rigore con il sinistro respinge Tim. Rimessa laterale per il Capurso. 2 minuti alla fine della partita. Grandinetti per Lamas. Ike però era dall'altra parte, rinvio dal fondo per Tim. Rinvio per Albertico, controlla con la spalla, sfera che poi termina fuori. Rimane tra i pali Lisco, questa è l'indicazione ricevuta dalla panchina, anche se Giannattasio è ancora da quelle parti con la maglia rossa. Attenzione a Gianluca che sfiora il gol numero 12. Lamas. Grandinetti non la tiene in campo, rimessa laterale ancora per la Meta. C'è Silvestri sul punto di battuta. Gianluca ci prova anche lui, palla alta. Grandinetti prova la giocata personale. Ike. Lamas. Pedrigno. Lamas. Ancora Pedrigno. Torna indietro da Lamas, poi Ike sulla corsia di sinistra. Lamas ancora. Ecco Giannattasio ancora per questi ultimi 71 secondi. Balanzata a cercare la corsa di Giannattasio e però irraggiungibile questo pallone per lui. Rinvio dal fondo per Joe Tim prima dell'ultimo minuto. Di questa sfida, Meta Catania che sale a quota 35 punti, inizia come meglio non poteva il girone di ritorno. Capurso invece rimane fermo a quota 16. L'imperativo per Chiaffarati Sud deve essere quello di cancellare subito questa prestazione e concentrarsi a un'altra gara molto impegnativa, quella di venerdì contro il Napoli. Lisco in avanti intanto, prova il colpo di testa Ike senza riuscire però a inquadrare lo specchio. Sacon manda la palla in avanti. Mario Musumeci fermato da Lamas in rimessa dal fondo. Pedrigno. Grandinetti in avanti, riceve il pallone Lamas con il tacco. Tim in vantaggio, sicura la sua presa. L'ultimo possesso probabilmente della partita, sembra soltanto fermarsi la Meta in attesa del suono della sirena. Iniziano a salutarsi le panchine, arriva il triplice fischio arbitrale. La Meta Catania inizia il girone di ritorno con una vittoria grazie all'11-2 sul Global Work Capurso. È tutto per questa diretta dal Pala Catania, grazie per averci seguito in tanti in questo pomeriggio di Serie A, una giornata appena però iniziata, ancora tante gare da eseguire sul nostro canale YouTube della divisione calcio a 5. Da Davide Menolascina è tutto per il momento, buona serata e alle prossime dirette del futsal italiano.